aggressione ieri sera a Ferioli di Teolo. Un 45enne ha sorpreso i ladri in casa mentre tentavano di rubargli la moto. La vittima è finita alla casa di cura di Abano Terme con contusioni sul volto e ferite da coltello. In fuga i due malviventi. Morta nella notte Antonia Trevisan, la 79enne di Cassavio, travolta ieri pomeriggio da dei turisti stranieri a Cavallino Treporti, stava attraversando la strada in bicicletta. Si mette al volante ubriaco, investe due coniugi sessantenni in passeggiata, poi finisce la sua corsa in un canale accaduto a Sarniano. I feriti non sono gravi, nei guai un 23enne. Potrebbe essere stato un cortocircuito scaturito da un trattore incidentato in A4 la causa dell'incendio divampato in un capannone a Concordia Sagittari. I vigili del fuoco al lavoro tutta la notte. La visita di 2 giorni a Venezia del patriarca di Gerusalemme Pizzaballa, il suo sguardo sul Medio Oriente e Gaza, stasera dialogo pubblico a Jesolo, domani la messa alla salute. Dichiarata dalla Protezione Civile l'allerta caldo in Veneto per oggi e domani, siccità l'assessore Venturini alle altre regioni, il prelievo di acqua a Monte del Po va ridotto. Annunciati i nomi di chi condurrà le serate di apertura della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e c'è subito una sorpresa. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque la cronaca in primo piano, violenta aggressione ieri sera a Ferioli di Teolo. Un 45enne ha sorpreso i ladri in casa mentre tentavano di rubargli la moto. La vittima è finita alla casa di cura di Abano Terme con contusioni sul volto e ferite da coltello. In fuga i due malviventi. Dopo il primo pugno che io ho sferrato, uno dei due ha tirato fuori dalla tasca un coltello e ha tentato di accoltellarmi per 3 volte. 2 volte è andato a segno, per modo di dire, perché ho dei piccoli segni sulle braccia, e al terzo, e mi dispiace perché sono cose che non dovrebbero succedere, ma sono riuscito a schivarlo, girargli il braccio e usare il suo coltello e metterglielo nella pancia. Diego Gusella voleva solo andare a fare una passeggiata per andare a mangiare un gelato quando intorno alle 22:30 si è trovato faccia a faccia con 2 malviventi che stavano cercando di rubargli la moto dalla sua abitazione di via Euganea a Ferioli di Teolo. Mentre uno teneva aperto il cancello, l'altro aveva già tolto il cavalletto del motociclo pronto per scappare. Quando il 45enne ha visto la scena non ci ha più visto e ha cercato subito di bloccarli. Il suo passato da pugile professionista per 7 anni l'ha aiutato nel difendersi nella violenta aggressione. Io ho cominciato lo scontro perché volevo difendere la mia proprietà, perché credo che sia giusto difendere la propria proprietà e non ci ho pensato 2 volte, subito a aggredirli. Quando ho visto che io avevo la meglio tra i due ho tentato di andare alla porta per aprire il mio cane. Noi abbiamo un Rottweiler di 7 anni ben addestrato e il mio scopo era quello di aprirlo perché volevo che lui li fermasse finché arrivava le forze dell'ordine. Non ce l'ho fatta perché purtroppo sono diventato cardiopatico e non mi sono rette più le gambe e mi sono trovato inginocchiato a terra. Quando mi sono rialzato non c'erano più. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del SUR 118, allertati dai vicini preoccupati per il cuore del 45enne cardiopatico. Fortunatamente però Diego se l'ha cavata con qualche graffio, contusioni e la perdita di un dente. Secondo la sua ricostruzione i 2 malviventi hanno agito a volto scoperto. Dalla descrizione si tratterebbe di 2 giovani ragazzi di origine araba. Saranno ora le indagini dei carabinieri di Teolo insieme ai colleghi del nucleo operativo radiomobile di Abano Terme a risalire l'identità dei 2 aggressori che sono riusciti a scappare facendo perdere le loro tracce. La compagna Giorgia, impegnata in un concerto nel momento dell'aggressione, racconta di un furgone sospetto piazzato nei pressi della casa nei giorni precedenti. Io mi ero accorta uscendo, attraversando la strada, che dall'altra parte c'era un furgone bianco con 2 ragazzi dentro, però ci fai e non ci fai caso perché comunque non stai lì a pensare magari sono qua che mi tendono casa per venire a rubare. Dopo io appunto sono andata via perché dovevo andare via e dopo ho scoperto il tutto a fatti già fatti. Un episodio che non la fa più vivere tranquilla. Adesso rimane la paura. È molta, parecchia, perché comunque a me capita delle volte di stare a casa da sola e cioè cosa fai? Vai fuori in giardino con l'ansia di trovarti qualcuno qua? Io non ho paura, ho paura per la mia famiglia, non per me. Mi auguro che non succeda più e che non deve succedere più e auguro che non succeda a nessuno.
È morta nella notte Antonia Trevisan, la 79enne di Cassavio, che martedì verso le 18 è stata travolta da un'auto in via Fausta a Cavallino Treporti. La donna stava attraversando la strada in bicicletta ed era quasi arrivata a casa quando è stata centrata dall'auto. 2 persone sono state investite da un automobilista ubriaco ieri sera mentre passeggiavano nella zona di Sargnano a Belluno. La coppia fortunatamente non ha riportato traumi gravi lungo l'intervento dei vigili del fuoco per il recupero della vettura finita in un canale. Una donna di 66 anni e un uomo di 69, entrambi di Belluno, sono stati investiti nella tarda serata di martedì a Sargnano, frazione del capoluogo. L'auto che ha travolto la coppia è finita nel canale che lambisce la strada. L'investimento è accaduto attorno alle 22:30. Marito e moglie stavano concludendo la passeggiata serale quando improvvisamente l'auto guidata da un 23enne di Belluno, risultato positivo all'alcol test, li ha travolti. L'allarme è scattato subito e ha fatto arrivare a Sargnano 2 ambulanze del San Martino, i vigili del fuoco e i carabinieri del radiomobile di Belluno. Fortunatamente i traumi accertati dai sanitari non sono gravi. I 2 pedoni sono entrati al pronto soccorso con codici lievi, media gravità per la 66enne, codice 1 per il marito. Il veicolo, ribaltato su un fianco lungo il canale, è stato recuperato con l'autogru dei vigili del fuoco e successivamente affidato al servizio di soccorso stradale. Il tratto di strada interessato, parallela alla principale di via Tiziano Vecellio, è rimasta chiusa al traffico fino alle 2:40 per consentire il ripristino completo delle condizioni di sicurezza. Potrebbe essere stato un cortocircuito scaturito dal trattore incidentato sulla 4, la causa dell'incendio divampato in un capannone a Concordia Sagittaria. Ho visto che si è innescato l'incendio, ho avvisato mia figlia di chiamare il 115 e mi sono precipitato in azienda a prendere un estintore perché era iniziato da poco l'incendio e sono riuscito a estinguere un po' l'incendio all'inizio. Poi ho sentito uno scoppio e a quel punto mi sono allontanato e subito dopo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte per estinguere l'incendio, che non era da poco. Le fiamme saranno state oltre 30 metri sopra il capannone e il fumo era veramente non indifferente, per fortuna non c'era il vento. Potrebbe essere stato un cortocircuito scaturito da un trattore stradale, la causa dell'incendio divampato in un capannone della RF Trasporti nella zona artigianale di Concordia Sagittaria, che ha tenuto impegnati tutta la notte i vigili del fuoco. Lo stesso trattore che poche ore prima era stato coinvolto nell'incidente lungo la A4 tra San Stino di Livenza e Cessalto, un tamponamento per cui un dipendente della ditta di logistica era stato ricoverato all'ospedale di Mestre in condizioni non gravi. Dopo l'incidente i vigili del fuoco avevano provveduto a staccare le batterie del mezzo, che successivamente è stato portato nel capannone poi interessato dallo spaventoso incendio. La nube di fumo aveva raggiunto anche la zona della Bassa Pordenonese. L'intervento è stato molto grave, molto difficoltoso nell'operare. C'erano delle attrezzature varie, c'era un immagazzinamento di pellet soprattutto e c'erano anche dei camion all'interno. Comunque adesso l'incendio è completamente spento. Nelle prime fasi dell'intervento i soccorritori avevano cercato 4 persone che si temeva potessero trovarsi all'interno del capannone. 2 sono state individuate subito, mentre le altre sono state rintracciate e identificate in un secondo momento dai carabinieri. Nessuno è rimasto ferito, ma un vigile del fuoco ha accusato un leggero malore a causa dei fumi e del forte calore, dopo aver lavorato per ore nell'area dell'incendio. Paura tra i residenti della zona, che hanno temuto il peggio. Ho sentito un boato perché ero seduto lì sul divano e appunto ho visto il fuoco che, proprio di brutto così. Il fumo era già alto, le fiamme non le dico cosa c'era, sono messa a gridare, mio figlio era sopra con la piccolina di 7 mesi. Ho fatto venire giù di corsa e lui è corso a prendere l'estintore che abbiamo dentro in officina, ma il fuoco era già che veniva fuori dal portone, era un disastro, ecco. E ne abbiamo presa tanta tutti quanti. I danni stimati sono di circa 1 milione di euro.
Ed ora nel Padovano l'omicidio di Franco Bernardo Bergamin, l'anziano di Limena, ucciso e chiuso in un armadio, chiesto l'ergastolo per Alessio Battaglia, il 43enne triestino accusato del delitto. Ergastolo, questa è la pena richiesta dal pubblico ministero Marco Brusegan per Alessio Battaglia, 43enne triestino, sul banco degli imputati con l'accusa di aver ucciso Franco Bernardo Bergamino, 80enne, che lo ospitava nella sua abitazione di Limena. Il delitto era avvenuto il 22 febbraio del 2025, ma il corpo dell'anziano, ormai in avanzato stato di decomposizione, era stato ritrovato il 5 marzo. Battaglia, che nel frattempo era fuggito a Monfalcone, dove poi è stato arrestato, per ritardare la scoperta lo aveva rinchiuso in un sacco dentro ad un armadio e aveva cosparso la casa di profumatori per ambienti. Per il pubblico ministero l'accusa è di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla minorata difesa della vittima, oltre che dall'occultamento di cadavere. Battaglia lo avrebbe ucciso per le bollette, picchiando a morte. Fatale, secondo il medico legale della procura, una doppia frattura alle vertebre cervicali causato da colpi ben assestati. Bergamin era l'unico ad accollarsi tutte le spese, mentre Battaglia, ospite a casa sua, non collaborava in alcun modo. La difesa del 43enne triestino invece parla di lite scaturita da palpeggiamenti dell'80enne nei confronti di Battaglia, il quale ha reagito. Durante la colluttazione, nella versione dell'imputato, Bergamin sarebbe caduto e poi morto. Per la difesa, dunque, si tratterebbe di omicidio preterintenzionale, una tesi che verrà esposta dalla legale Anna Maria Beltrame nell'arringa previsto il prossimo 16 settembre in Corte d'Assise del Tribunale di Padova, e nella stessa giornata si potrebbe arrivare alla sentenza. La vicenda giudiziaria dell'ex professore di religione dell'Istituto Barbarigo di Padova accusato di pedofilia. Il pubblico ministero Sergio Dini ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Francesco Saviane, fino a poche settimane fa anche segretario alla scuola dell'infanzia nella parrocchia di San Lorenzo di Albignasego. Saviane era stato arrestato a maggio con l'accusa di violenza sessuale aggravata su minori, sarebbero 7. Secondo l'accusa i ragazzi vittime degli abusi dell'ex docente di religione. Il giudizio immediato, chiesto anche in questo caso dal sostituto procuratore titolare dell'inchiesta, consente il salto dell'udienza preliminare, prevedendo direttamente il dibattimento, salvo l'imputato tramite il suo legale difensore non faccia richiesta di un rito abbreviato. L'ex docente di religione, durante l'interrogatorio di garanzia avvenuto dopo il suo arresto assistito dall'avvocato De Toni, si è detto completamente estraneo ai fatti e alle accuse mosse nei suoi confronti dalla procura. È stato messo agli arresti domiciliari Mario Adinolfi, giornalista e politico, candidato del Popolo delle Famiglie nel collegio veneto di Selvazzano Dentro. Alle scorse suppletive il fondatore del partito ultraconservatore il Popolo della Famiglia è accusato di truffa ed evasione fiscale. L'indagine della Guardia di Finanza e della Procura di Roma si riferisce ad un sistema promosso da Adinolfi a partire dal 2005 chiamato scommessa collettiva. Chi partecipava pagava una quota iniziale che variava dai 3.000 ai 10.000 euro, raccolta in un fondo comune e utilizzata per fare scommesse sportive. Le scommesse erano gestite dallo stesso Adinolfi con il sostegno di un presunto team di esperti. Gli eventuali profitti sarebbero poi stati distribuiti ai partecipanti di norma con cadenza trimestrale. Secondo la Procura di Roma, con questo sistema Adinolfi avrebbe prodotto un danno economico totale da 5 milioni di euro alle persone che avevano partecipato e altri 400.000 euro sarebbero invece le tasse che avrebbe evaso. Ed ora andiamo invece a Jesolo, dove è attesa l'arrivo del cardinale Pizzaballa, che avrà un dialogo con il pubblico, ma per noi proprio sul posto. Lo vediamo sullo schermo il nostro Lorenzo Maio. Lorenzo, buonasera. Lorenzo, buonasera. Buonasera Daniela, a te e ai nostri telespettatori internazionali, che sono qui insieme a Edoardo Paris che sta curando la parte tecnica e siamo proprio in piazza Mazzini. Vedete dalle immagini ci sono le sedie vuote, c'è il palco, stanno facendo vedere il palco, con immagini anche del cardinale Pizzaballa che alle 20:45 salirà qui per avere un dialogo con le associazioni e per raccontare la sua testimonianza dalla striscia di Gaza. È proprio quello che voleva, che aveva chiesto il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, cioè avere un racconto diretto dalla Terra Santa per capire quello che sta succedendo. È una giornata, la prima giornata veneziana del cardinale Pizzaballa molto intensa,
intensa. Questa mattina lo abbiamo visto al punto stampa da San Marco nel pomeriggio, poi molto toccante anche il momento di preghiera privato che ha avuto all'interno della Basilica Cattedrale di San Marco sulla tomba dell'Evangelista Marco. Il cardinale Pizzaballa ha pregato per la pace, ha ringraziato dell'accoglienza ricevuta il Patriarca. Adesso è già qui a Jesolo, a 2 chilometri circa da qui in piazza Trieste, sta presiedendo l'Eucaristia concelebrata dal Patriarca nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice. Poi intorno alle 20:30 sarà qui. Perché qui a Jesolo? Perché Jesolo si è mobilitato per la Terra Santa, e tra le iniziative, come ben sappiamo, c'è quella del presepe di Sabbia, sono stati raccolti dei fondi che oggi verranno consegnati. Ecco, quindi è per questo che il Cardinale ha voluto essere qui. C'è attesa una giornata di luglio dove in un paese, in una città balneare, convivano un po' tutte queste belle situazioni. Adesso chi sta tornando dal mare magari si fermerà qui anche sicuramente per incontrare il Cardinale. Però vi farei vedere, salutandovi, il servizio della collega Ilaria Marchioli, che racconta proprio come è andata questa mattina con il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, e vi salutiamo in attesa di ricollegarci poi per le prossime edizioni. Venezia è una vetrina importante, non soltanto dal punto di vista storico, culturale, Piazza San Marco, insomma, quello che è un po', diciamo così, ma anche un centro culturale importante. Una cosa detta, non so, in qualsiasi città del mondo e detta Venezia ha un peso diverso. Ecco, quindi attraverso le sue istituzioni culturali e attraverso quello che è un po' Venezia, cercare di aiutare a comprendere la complessità della situazione. Da San Marco al mondo l'appello alla pace del Cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, che ha portato la sua testimonianza dalla striscia di Gaza. Dal punto di vista umanitario la situazione resta drammatica, come dicevo. Cibo c'è, non c'è la fame dei mesi scorsi. Il problema più grave è che la mancanza totale di infrastrutture, quindi la gente vive nelle tende letteralmente, nelle tende, fognature, cioè non c'è quindi la situazione igienica, le conseguenze anche la presenza anche di un'invasione di topi, cose di questo genere, insomma, che hanno un impatto anche soprattutto sulla popolazione infantile. Mancano le scuole. La situazione umanitaria prosegue è drammatica, perché se durante la guerra le persone erano in modalità sopravvivenza, ora si pongono domande sul futuro. Che succede adesso? Che sarà di noi? Insomma, come sarà la ricostruzione? Come sarà e così via. Per cui adesso diventa, diciamo, dal punto di vista umano più faticoso. Abbiamo bisogno di sostegno soprattutto psicologico infantile per i bambini, sono tutti traumatizzati, c'è molto lavoro da fare. Segnali di speranza Pizzaballa ne intravede nella popolazione, ma non nelle istituzioni. Dalle istituzioni in questo momento è raro trovare qualche segnale di speranza, istituzioni politiche, religiose e così via. Dal territorio sì. Nel territorio le segnali di speranza ci sono tantissime le realtà territoriali nella società civile israeliana e palestinese, devo dire, non solo palestinese ma non solo israeliana. La tappa veneziana del pellegrinaggio, accompagnato dal patriarca Moraglia, è iniziata dalla Basilica di San Marco con le autorità, poi la messa a Jesolo, per racchiudersi con la messa nella Basilica della Salute. Mi ha sempre colpito una frase del cardinale: sì, le immagini non trasmettono gli odori e i topi che mordono i bambini nelle tende che giocano tra le fogne a cielo aperto. Sembrava importante sentire la voce di chi vive quotidianamente un'esposizione di un popolo che è gravato da sofferenze immani.
Il centro funzionale decentrato della protezione civile della Regione Veneto ha emesso un avviso di allerta gialla per ondate di calore su diverse zone del territorio per oggi e domani. L'ondata di calore in corso interessa in particolare le aree di pianura e costiere della regione. Il centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto ha dichiarato pertanto per oggi e domani l'allerta gialla per disagio fisico da ondate di calore sulla pianura e la costa. E crisi idrica in Veneto, l'assessore regionale Elisa Venturini al tavolo con la protezione civile nazionale chiede l'intervento dello Stato per una collaborazione tra regioni per i prelievi dell'acqua dei fiumi. Nel mese di giugno ci sono state 11 notti tropicali. La notte tropicale è quando la temperatura non scende al di sotto dei 20 gradi. Quindi nel mese di giugno 11. Negli anni 90 le notti tropicali erano una ogni 2 anni. Nell'ultimo decennio le notti tropicali sono state 6 nel corso dell'anno. Notti tropicali che potrebbero tornare già dalla prossima settimana con la nuova ondata di calore prevista sulla nostra regione. Sulla costa il dato è ancora più estremo con punti di 23 notti a Chioggia e 20 a Venezia. L'assessore regionale Elisa Venturini ha partecipato nelle scorse ore all'incontro con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile portando le difficoltà che il Veneto sta vivendo. Una sofferenza che coinvolge cittadini in primis, aziende agricole e attività del territorio. Nei fiumi la carenza di acqua è evidente. Nel Piave, nel Brenta, nel Po, nell'Adige, in modo particolare poi c'è il problema nell'Adige e nel Po nella risalita del cuneo salino, quindi l'acqua del mare che arriva all'interno nell'entroterra, in questo caso rende difficile anche il prelievo per l'irrigazione, ma anche mette anche in difficoltà i centri di potabilizzazione dell'acqua. Quindi a fronte di questo è evidente che le regioni che stanno a monte, in modo particolare per quanto riguarda il Po, sto pensando alla Lombardia, quindi al Piemonte, devono ridurre i prelievi di acqua per permettere a noi del Veneto di averne disponibilità. E su questo abbiamo chiesto l'intervento dello Stato perché l'accordo tra regioni non è semplice se dall'alto comunque non c'è una regia e un'imposizione anche, mi viene da dire, da parte dello Stato che ci permetta in qualche maniera di avere maggiore risorsa. Il commissario avrebbe già intimato a Piemonte e Lombardia di rilasciare più acqua. Il monitoraggio in Veneto è costante, continua Venturini. La situazione è delicata e le risposte da dare non possono essere ulteriormente rinviate visto il susseguirsi di estati sempre più torride e siccitose. Poi c'è tutta quell'attività che deve essere svolta in termini infrastrutturali. È stato presentato un piano da parte della Regione del Veneto, questo al commissario della siccità era ancora Nicola Dell'Acqua, oggi è l'ingegner Ciciliano che è capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, questo piano che contempla bacini di accumulo piuttosto che dighe e sbarramenti che sono finalizzate proprio alla gestione della risorsa idrica. Abbiamo chiesto risorse economiche per poterli realizzare perché naturalmente sono necessarie risorse cospicue per poter intervenire e partiamo da un presupposto che dobbiamo entrare nella logica che la risorsa idrica, cioè l'acqua, deve essere gestita con responsabilità da parte di tutti, dalle istituzioni al cittadino. Il presidente del Veneto Alberto Stefani, dopo aver dichiarato la scorsa settimana lo stato di emergenza regionale per la crisi idrica in corso, dovrebbe andare a Roma a breve per ottenere fondi per bacini di contenimento da realizzare nella zona del Polesine. Annunciati i nomi di chi condurrà le serate di apertura della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. C'è chi è da sempre particolarmente legato al ruolo della madrina o conduttrice della Mostra del Cinema e chi invece avrebbe visto di buon occhio, dopo tanti anni di bella presenza femminile, il ritorno sul palco della Sala Grande del Lido tra i divi del cinema di un padrino sulle orme di Alessandro Borghi o Michele Riondino. Il direttore del festival Roberto Barbera ha messo tutti d'accordo e ha scelto 2 conduttori, l'attrice e regista Greta Scarano e l'attore italo-francese Nicolas Mappé, protagonista peraltro di Mare Fuori, per guidare sul palco della Sala Grande al Palazzo del Cinema del Lido la cerimonia di inaugurazione dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia mercoledì 2 settembre, nonché la cerimonia di chiusura di sabato 12, nella quale verranno assegnati anche i Leoni d'Oro e gli altri premi. Greta Scarano si è formata in America e qui si racconta ai microfoni di Chuck. Quest'anno è stata protagonista al cinema con Piccolo Miracolo di Guido Chiesa, interpretazione che le vale il premio come migliore attrice al Taormina Film Festival, assegnato dalla giuria presieduta da Young Champion.
Siamo felicissimi, tra l'altro io devo ringraziare la stampa perché ha aiutato tantissimo il passaparola positivo che si è generato, che ha permesso al film di stare in sala vari mesi, tipo 2, e ancora c'è da qualche parte e adesso sta facendo anche un bellissimo percorso nelle arene. Devo tanto alle critiche e alle recensioni positive che ci hanno aiutato proprio tantissimo, e poi ovviamente grazie a quelle è scattato un passaparola che poi ci ha portato fino a qua oggi. La serie viene girata in carcere. Quindi già io il carcere, grazie a Dio, non ci sono mai stato, e già l'affrontare una situazione nuova in un ambiente ancora più nuovo è stato un po' difficile. Prendere coraggio in una scena veramente difficile, dovevo essere nudo in doccia, mi avevano appena picchiato, perché nella serie, devo dire, mi picchiano un bel po', sono un po' lo sfigatino del carcere. Dovevo stare nudo con davanti un bel po' di persone e avere un momento molto emotivo, molto personale, quindi grandi lacrime, grandi pianti. Devo dire che bilanciare le due cose, quindi la nudità e l'emozione in una situazione molto tesa, non è stato facile. In una nota la Fondazione Biennale di Venezia ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Moritz De Adder, direttore della Mostra del Cinema, nel biennio 2002-2003. Ed è tutto, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.